Il fumo che esce dalla casa, la corsa disperata dei figli e poi la tragedia. Galzignano Terme si è svegliata così, sotto shock per la morte di Francesco Martin, storico vivaista della zona di 86 anni, deceduto nell'incendio della sua abitazione di via Menegalli 1. Il rogo è scoppiato attorno alle 8:30. Secondo le prime ipotesi, al vaglio dei carabinieri, una scintilla partita durante l'accensione di una stufa a legna avrebbe prima raggiunto l'anziano e poi la vicina poltrona, innescando le fiamme al piano terra della casa. In pochi minuti la stanza si è riempita di fumo. Una tragedia che ha colpito l'intera comunità perché la famiglia Martini è molto conosciuta, oltretutto hanno un'impresa che è diventata storica per il comune di Galzignano Terme. A noi ci dispiace tantissimo, dispiace a tutta la nostra comunità, sono veramente casualità che capitano, sono proprio inneschi che capitano, un modo di dire, proprio tutto in contemporanea e che creano una tragedia. Sono molto vicino a tutta la famiglia e soprattutto ai figli. Sono stati proprio i figli dell'uomo i primi a intervenire, residenti accanto all'abitazione, tentando in tutti i modi di spegnere l'incendio e salvare il padre in attesa dei soccorsi. Nonostante sul posto siano prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Abano Terme, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dei locali, e il personale sanitario del SUEM e i carabinieri, per Francesco Martin non c'è stato nulla da fare.